In 10 anni nel Padovano le imprese femminili sono cresciute di appena 2 punti percentuali, sono circa 18.000 e rappresentano il 21% della totalità. Il dato, anche se in crescita, è rappresentato da numeri ancora troppo contenuti. Come aiutare e agevolare queste imprese è la mission del Comitato dell'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, che durante l'Open Day in Piazza Zanellato a Padova ha cercato di far conoscere alle imprenditrici le opportunità di crescita. Uno degli ostacoli che le donne percepiscono è proprio l'accesso al credito o microcredito, che significa non soltanto difficoltà nell'avviare un'attività imprenditoriale, ma anche difficoltà poi a sostenerla, tant'è che anche la longevità delle imprese femminili è stimata essere inferiore a quella degli omologhi di sesso maschile. Il nodo centrale è quello dell'accesso al credito e ai finanziamenti, leva indispensabile per favorire la crescita delle imprese femminili, che nel 64% dei casi sono individuali. Difficoltà percepita più che reale di accesso al credito, perché l'abbiamo visto oggi parlando con 7 istituti di credito, quanto sia in realtà una percezione negativa da parte delle imprese femminili, che nasce dalla mancanza di informazioni. E permettetemi di essere abbastanza sensibile su questo tema della cultura finanziaria, che è veramente diciamo che a margine di miglioramento in Italia e a Padova. La consapevolezza di poter accedere al credito nasce innanzitutto dall'informazione di poterlo fare. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla formazione per prevenire la violenza di genere nelle imprese. Come si può riconoscere quando ci sono casi di violenza che possono avvenire sia nel luogo di lavoro ma anche poi violenza domestica. Nel terzo incontro invece ci focalizziamo sul dare gli strumenti a un gruppo ristretto di dipendenti, che possono essere dei riferimenti che l'azienda vuole creare all'interno del suo staff, in modo tale che ci siano dei responsabili, delle figure che si occupino di ricevere, diciamo, le segnalazioni.